Questa mattina al terzo appuntamento del Trittico Vitivinicolo sono stati affrontati diversi aspetti legati al mercato dei vini con una prospettiva internazionale, una prospettiva nazionale e chiaramente un focus su dove si colloca il comparto vitivinicolo di Regione Veneto in questo panorama più ampio. Se dobbiamo trarre delle conclusioni dalla giornata di oggi, credo che partendo da un consuntivo di come il 2025 si stia chiudendo, sono state delineate un po' le traiettorie del 2026, un 2026 che si apre all'insegna dell'incertezza, un'incertezza causata principalmente da una instabilità delle relazioni commerciali tra i nostri principali partner commerciali, uno su tutti gli Stati Uniti, con una politica tariffaria non certamente favorevole, ma un 2026 che si apre anche con alcune occasioni che come settore vitivinicolo possiamo e dobbiamo iniziare a cogliere. Mi riferisco alla firma dell'accordo Mercosur, che può aprire nuovi spazi o mercati ad alto potenziale come quello brasiliano. Mi riferisco alle novità del pacchetto vino, dove sulla misura della promozione, sulla misura dell'enoturismo sono strumenti che se correttamente e tempestivamente implementati possono offrire degli strumenti di supporto al settore vitivinicolo nazionale e nello specifico al settore vitivinicolo veneto.